Amici bellini, ed eccoci alle dolenti note, nel senso che vi siete goduti magari il video dell'unboxing, stanno ancora le cose là, i residui. Se non l'avete visto fatelo, perché secondo me è divertente al di là di tutto, giusto anche per rilassarci un attimo, perché sta diventando pesante il clima nell'ambiente napoletano, però dobbiamo analizzare, fa parte dei nostri compiti, indegnamente analizziamo. Quindi sono le 4:20, siamo pronti? Via! È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Ed era una citazione doverosa, perché in un commento che avevo intravisto: sono stanco, è tardissimo di notte, farò in tempo a postare questi 2 video ed andare a dormire, sono stanchissimo, ma ci tenevo a non farvi mancare l'approfondimento tattico, ci sono tante cose da dire. Cominciamo col fatto che questa partita scontenta tutti sotto un certo punto di vista, perché io poi vado a guardare, scorrevo Instagram e guardavo l'amico Otis, il tifoso atalantino, che dice basta con le considerazioni che le squadre contro di noi si mettono paura e si chiudono tutti in difesa, se non segniamo non va bene, e più o meno dice così. E insomma, loro sono scontenti come eravamo scontenti noi quando facevamo 50.000 azioni da gol senza essere cinici e senza segnare e senza sbloccare. Noi siamo scontenti perché questo è l'anticalcio, ha detto qualcuno. È l'anticalcio, e vabbè, ed è anche vero, perché comunque non siamo abituati a un Napoli che rinuncia a giocare, quasi ad un certo punto sembrava avesse paura di attaccare per non scoprirsi troppo. Però dobbiamo anche renderci conto che questo è il periodo che stiamo vivendo e le cose positive da intravedere ci sono, io ve le voglio dire, poi analizzeremo quelle negative che sono altrettanto sul piatto, ma le cose positive sono che lo 0-0 è ottimo in previsione del ritorno della semifinale, perché quando non prendi gol in casa è un'ottima cosa. Era una partita, l'abbiamo detto, che bisognava affrontare nei 180 minuti. Le cose positive sono che mi sembra che Osimhen sta in recupero, meglio di come è entrato l'altra volta, quindi magari riavremo a disposizione quello su cui si era puntato tutto a livello economico e anche a livello tattico, perché la formazione si è studiata e si è pensata per avere contemporaneamente Osimhen e Mertens. Purtroppo in questo momento dobbiamo fare di necessità virtù, e se qualcuno si concentrerà sul fatto che magari questa squadra è diventata noiosa, che non si può guardare, che non ce la fate più, che Gattuso out, eccetera eccetera, non voglio fare nemmeno dissing a giornalisti che non mi possono rispondere. È sbagliato, io faccio mea culpa, ieri in live mi sono lasciato un po' andare, ma capisco, il canale, la community è anche lo specchio un po' dell'ambiente, no? E quindi come succede su Facebook, come succede nelle trasmissioni, succede anche qui, ed è naturalissimo. Sarebbe assurdo il contrario, che tutti sono contenti o che tutti sono scontenti. Il tifo è spaccato, non c'è niente da dire, e la maggior parte è scontenta. Io però guardo una partita anche per capire qualcosa in più di calcio, per studiare, per apprendere qualcosa in più, e quindi un Napoli che si porta con il 4-3, con il 3-4-3 mi fa capire qualcosa in più. Il problema è che secondo me ci dobbiamo spostare direttamente alla lavagnetta, perché ne dobbiamo parlare bene. Facciamo una magia così improvvisa, che voi lo sapete come funziona. Amrabat, ecco qua. Allora li metto così, ma perché qua 3-4-3, ma insomma lascia il tempo che trova. Era a tutti gli effetti un 5 5-4-1, perché è così. Però la differenza, vanno valutate alcune cose, le posizioni delle ali, e poi devono avvenire gli scivolamenti. Sentite un attimo che cosa dice Gattuso a un certo punto. Un paio di volte, quando hanno avuto le 2 occasioni, potevamo scivolare in maniera migliore. Ci siamo fatti un po' sorprendere dalle 2 imbucate in zona centrale sullo scivolamento, quando andava a rompere i culi. Ho sentito bene. Andava a rompere i culi.
Dovevamo rompere il culo, ma non gli abbiamo rotto il culo, ce lo stavano rompendo loro, bisogna essere onesti. L'Atalanta si è preso il pallino del gioco in mano, ha avuto occasioni più importanti delle nostre, noi qualche occasione l'abbiamo avuta senza dubbio, ma se vai a vedere gli XG, non li conosco ancora perché gli XG del mio sito si occupano della Serie A, non si occupano della Coppa Italia, ma occhio e croce sarà intorno a 1 per il Napoli, quindi un gol, ti puoi aspettare un gol per il Napoli, ma almeno 2 per l'Atalanta, credo. Quindi questa è una partita che poteva finire 2-1, e quando una partita può finire 2-1 e tu ti porti a casa uno 0-0 devi essere contento se sei tifoso del Napoli. Poi fai l'approfondimento, perché non siamo risultatisti, però l'approfondimento cosa ci dice? Che se tu stai con Ospina, ok, che comunque il tuo portiere, quindi se Ospina para possiamo essere contenti? No, come parano gli avversari a volte possiamo parare anche noi, non è detto che al primo tiro ci devono fare sempre gol. Questa è la partita che è successa. Maksimovic centrale, non a destra come tutte le televisioni hanno detto, Manolas qui e K2 qui. Yusai sono le dolenti note, ragazzi, perché quando hai un terzino sinistro che è Yusai, un terzino sinistro che vuoi far giocare a tutta fascia, ok? Se lo lasci schiacciato qua, e vabbè, allora poteva succedere una cosa del genere se tu lo lasci schiacciato. Però se l'idea fosse stata questa, sarebbe stato al contrario, sarebbe stato Maksimovic qua, falso terzino. Non è così, perché a tutti gli effetti, mi sto perdendo, a tutti gli effetti era Manolas, e non abbiamo mai scivolato per fare il 4-3, anche perché con Di Lorenzo da questa parte era complicato metterlo mezzala. Quindi a tutti gli effetti, ragazzi, si è studiata questa partita qua. Io per questo alla fine sono anche contento. Perché? Perché si è studiata una partita difensiva, abbiamo portato a casa una partita difensiva. Poi mi concentro su quello che non è andato che non siamo ripartiti bene nel primo tempo per un motivo diverso. Nel primo tempo perché Insigne, che per me ha fatto una grandissima partita, cercava più che altro il lancio di prima verso Lozano, no? La velocità e la verticalità. Molto spesso c'è stata frenesia e non siamo riusciti ad essere precisi nei passaggi, e quindi nel primo tempo è mancato un po' questo. Poi ad un certo punto Politano si è trovato falso 9 perché Lozano distinto cercava spazi verso l'esterno per non avere il confronto con Romero. Questa cosa non funziona, questa cosa col Politano falso 9 non funziona, e quindi si ritornava con Lozano qui. Politano non è stato molto efficace, e nel secondo tempo con i cambi, alcuni anche obbligati perché Demme si fa male, entra Elmas, dopodiché entrerà Petagna al posto di Politano, quindi si porta qui al centro. Lozano resta a destra per un pochino, poi entrerà Osimhen che starà qui. Insigne lascia, anche lui prende una botta a Zielinski, e quindi ci troviamo di fronte a questa situazione qua completamente inedita di un 5-3-2, perché serviva a rimpinguare anche un pochino il centrocampo. Io per questo non dico che devo difendere Gattuso, ma Gattuso ha fatto delle mosse intelligenti, perché nel momento in cui stai dove sai che punto a punto con l'Atalanta ti sovrasta fisicamente e tu non hai nemmeno i cambi per poterla svoltare ad un certo punto, dovevi fare la partita difensiva. Lo vogliamo chiamare catenaccio? Benissimo, chiamiamolo catenaccio. Quello che io contesto non è la scelta di metterci a 5 in difesa, è come poi puoi fare anche il pericolo. Con questo stesso schema, l'idea che per forza dobbiamo passarcela qui, no? L'inizio dell'azione così. Già questo è sbagliato e squilibrato, perché praticamente con i due centrali Manolas si trova qua, Yusai non sa dove deve stare, e poi si devono alternare Bakayoko e Demme a fare questo passaggetto con Ospina, ok? Questo è pericolosissimo perché l'Atalanta ti blocca e ti pressa altissima. Ad un certo punto il pressing si fa più pesante, Ospina è costretto a lanciarlo, e quindi dipende tutto dalle ali, se la lanci sull'esterno, oppure se la lanci centrale per un Lozano che già fa difficoltà, ok, a lottare con Romero. Se questi qua stanno dietro, tu non puoi prendere la seconda palla perché siamo leggerissimi là davanti. Allora tu puoi anche lasciare la formazione così come sta, falli salire un pochino, e se lanci direttamente con il portiere che ce l'ha il lancio un po' spin, lancia la lunga su Lozano, fammi vedere con questi
questi attaccanti qua così e fammi prendere le seconde palle con la fisicità di Bakayoko e con il dinamismo di Demme. Questo io contesto a Gattuso, non contesto né la scelta del 3-4-3, non contesto la scelta di non prenderle, perché quando sei in Cudine ti devi stare. Capisco anche il fatto del coraggio, perché se non hai coraggio non ti cocchi con le femmine belle, mi diceva qualcuno, è giusto, ma il Napoli coraggioso ieri avrebbe fatto la fine del coniglio che praticamente corre. No, il coniglio è pauroso. Come si fa a fine di la cicala che canta e poi non so quale confronto fare, ma comunque le avremmo prese sulle orecchie, ragazzi, perché questi qua, se gli dai un pochino di spazio, ti entrano in porta e sono fortissimi fisicamente e sono bravi tecnicamente. Noi siamo fragili mentalmente, quindi fate la somma di tutto questo e rendetevi conto che il Napoli ha fatto bene a rendersi conto dell'inferiorità rispetto all'Atalanta nel periodo in cui stiamo, dove non teniamo Mertens, non teniamo Osimhen, non teniamo Fabian, gli altri stanno facendo un super lavoro, non puoi rischiare Petagna dall'inizio, lo capisco, perché comunque devi fare una partita ogni 3 giorni. Questa è la situazione per il quale io sono d'accordo con la scelta di Gattuso, scelta anche coraggiosa, perché portare avanti uno schema nuovo senza averlo provato in fondo poteva essere rischioso. C'è stata parecchia confusione anche di posizionamenti e di primo pressing nel primo tempo, però dopo nel secondo tempo un pochino meglio, abbiamo cercato di essere meno frenetici, abbiamo anche tenuto il pallone, abbiamo cercato di fare un pochino più di palleggio, però poi la palla arrivava agli Usai. Io la voglio dire anche così, quella palla quando arriva agli Usai deve tornare indietro e quindi non puoi mai essere pericoloso contro l'Atalanta. Un pochino meglio quando hai avuto le 2 torri, ma comunque c'è da prendersi questo 0-0 come oro colato e non voglio sapere niente. Poi voi nei commenti mi dite la vostra, eccetera eccetera. Non voglio fare dissing con i giornalisti che sono grandissimi e io non sono nessuno assolutamente, però c'è una disonestà generale che sta portando poi dopo alcuni tifosi sono scontenti a prescindere, perché siamo tutti allenatori a Napoli e lo sappiamo. Quelli indecisi si accendono la televisione e guardano il primo che trovano. Purtroppo da palinsesto dopo la partita c'è una trasmissione sola e in quella trasmissione sola ci sono dei personaggi che stanno portando avanti un discorso personale, una lotta personale, da loro contro il tecnico, loro contro questa squadra, eccetera eccetera. Quindi purtroppo qua si arriva alla disonestà, non vedi, fai finta di non capire in che periodo ti trovi e quindi fai sempre questi discorsi che non è giusto, perché poi se ascolti nella stessa trasmissione un allenatore che ti dice guarda che doveva fare così, devi ascoltarlo. Un altro giornalista di grande spessore come Cesarano ti sta dicendo guarda non devi dire così, perché anche quando tu dici ho deposto le armi e tu deponi le armi ma attacchi sempre di più e sfotti e rompi i coglioni, è peggio che attaccarlo apertamente, come invece poi fa Viannicelli che dice fate presto. L'esonero di Gattuso cosa ci porta oggi? Ci porta l'impensabile, ci porta non sappiamo cosa succede. Si può andare allo scatafascio più totale, si può migliorare, ma non lo sappiamo. Ogni 3 giorni devi chiamare un allenatore che fa il traghettatore, un nuovo progetto, la squadra non l'ha fatto lui, non ha alcun senso portare avanti questa crociata. Capisco che il mio pensiero è impopolare e mi posso fare anche dei nemici sul canale, non mi interessa, perché io vedo il calcio così e vi devo dire quello che penso, non quello che la gente vorrebbe sentire. Quello che la gente vorrebbe sentire lo trovate in giro per televisione, sugli altri canali, eccetera eccetera. Io devo essere onesto con me stesso, non per coerenza, perché io analizzo partita dopo partita, quindi non porto avanti una coerenza. All'epoca si doveva fare il 4-2-3-1, eravamo fortissimi, eravamo anche bellissimi, segnavamo a raffica, non prendevamo azioni da gol, non prendeva le migliori statistiche, ragazzi, ci faremo aiutare dalle statistiche. Oggi non lo puoi fare più. 4-3-3 quando lo puoi fare, 3-4-3, 5-3-2, bene essere duttili, perché in questo caso è una questione di emergenza e speriamo di uscirne presto con il recupero dei giocatori da New York. Valerio Fluido è tutto, Azen un poco Luong, ma c'era bisogno. Se non ve lo siete visti tutto quanto non avete capito il mio punto di vista, non fa niente. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato tasto, da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.